giramula e mula gira e mula gira la mattina fino a sera e ogni passo viene a scanata e benedita sia la giornata e gira mula gira mula gira Eppure, continuando la nostra vita normale, si potrebbe capire quello che ci serve, che ci è davvero essenziale. Si potrebbe guardare con un certo distacco, quasi sorridendo, tutto quello che accade nel delirio del mondo. Si potrebbe sognare un nuovo immaginario, un nuovo consueto, un angolo inventato o forse vero, il luogo del pensiero. Un rifugio dove mettersi al riparo dall'affanno del presente, del futuro. Questo travaglio faccio pane, questo travaglio faccio pane, per tutti i santi cristiani, per tutti i santi cristiani. Gira mula gira, gira mula gira.
Grazie Gerardo, grazie Anna per questa ripresa pomeridiana. Che facciamo? Come ripartiamo? Idee? Roberto? Cos'altro con te? No, beh, vogliamo fare qualcosa un po' di diverso, però. Sì. Vedi il microfono, No, vabbè, io. No, se vogliamo fare qualcosa di diverso, ritorniamo un attimino, però. Voi siete arrivati oggi, quindi. Stamattina non Non c'eravate, quindi siete qua per scoprire. Volete scoprire una cosa? Vi piace scoprirla? Voi cosa pensate del mondo delle voci? La facciamo per concreta classificarle piuttosto che ascoltarle. Perfetto, però ora facciamo una cosa, visto che siete cioè, ci sono 3 sedie, venite qua. Roberto, il computer lo devi spostare perché servono 3 sedie. Però quello serve perché Lo so, però se diretta prendiamo un'altra Facebook. No, sedia. prendiamo un'altra sedia. Se no questo, vediamo se riesco a metterlo qua. Allora. No. Aspetta. Ok. Tu sei? Filippo. Tutto questo. Antonio, Filippo, Antonio, Andrea. E cosa fai? Studio psicologia. Ah, futuro mio collega, io sono un psicologo, ormai sono vecchio. Tu sei? Antonio, dice, oh, che psicologi sono? Dico, allora mi diverto stasera. Vabbè, d'accordo. Abbiamo 3 sedie? Ok. Guarda, c'è una carta dall'alto, vedi come una provvidenza. Guarda, attenzione, c'è una carta dall'alto come una provvidenza. Ok, allora, no, questo serve per il computer, mi serve la sedia nera, mi serve per. Ok. Quando sarai psicologo ufficialmente andrai a lavorare in un'ASP di Cagliari, voi tre, meglio che ci arriverete un giorno a lavorare all'ASP, vi trovate di fronte a una persona che sente le voci. E noi psicologi su questa cosa non tutti riescono a lavorarci, ma per formazione, per una serie di motivi che non sto qua proprio comunque spiegato. Però se lavorate in servizi di salute mentale, probabilmente vi arriverà qualcuno che vi chiede questa cosa. E per capire come lavorarci, cosa si fa? Allora, facciamo una cosa per farvi capire chi sente le voci e come le sente. Tu sei di là, anche tu sei di là. Ok? Uno di fronte all'altro. E siete due amici che state parlando insieme, no? Vi trovate in un bar, in qualche posto e state discutendo. Tu sei qua. No, ma tu mi serve. Tu metti qua. Ok. Sai cosa? Fare la voce? La voce? Devi fare la voce. E tu gli dici a lui, questo orecchio, ma lui lo sa, tu sei dietro, e gli dici le cose più bruttissime che tu pensi. Su di lui, tu sei un coglione, sei uno stronzo, e lo dici. Ma glielo dice già tutti i giorni. No, vabbè. Tu devi essere vicino a lui continuamente. Tu mentre lui ti dice queste cose, tu parli con lui, come se state discutendo insieme, ok? Tu parli, cominciate a parlare, raccontate qualunque cosa e che siete qua in un bar in cui discutete insieme. Beh, come ti dico? Dai, abbastanza bene. Sono andato a lezione, è stata una giornata impegnativa. Sì, che lezioni hai fatto di? Etnopsicologia. È molto interessante come materia, la consiglio. Cosa tratta? Tratta dei disturbi psichiatrici applicati in campo culturale, quanto sono socialmente implicati, Ok. quanto il mondo sociale, la costruzione sociale sia particolarmente importante nel classificare i disturbi. Il professore chi è? Professor Caro. Ah. E che orari fai la lezione? Dalle 10 alle 11:30, E quante volte a settimana? 3 volte alla Una settimana. settimana. Comunque sarà interessante il corso, sì. Molto interessante. Sì.
Siete in pochi o siete in tanti a seguire? È decisamente poco frequentato. Ok. Ma mi ricordo era l'esame in inglese, vero? Sì, in Ah, ok. inglese. Riesci a concentrarti durante la lezione essendo una lingua È straniera? impegnativo, richiede molta concentrazione. Sto distraendo. Molto impegnativo. Sì. Ok, fermate. Ok. Come ci si sente? È molto fastidioso, è decisamente difficile tenere il filo e io sono preparato al fatto che so che lo farà. Non oso immaginare chi non sa. È una simulata. Chiaro. Però tu immagina questa cosa come ti ha dato fastidio mentre tu parli. Beh, io so, la facciamo. Mentre tu parli, cosa significa sentire la voce? Chiaramente. Mm? Io poi so che la dice lui. Sì, lo so, beh, te lo ripeto, è un esempio semplice, però questo dà l'idea di quanto è intrusiva, quanto è fastidiosa e se riesci a concentrarti, perché tu mentre parli senti anche lui. La stessa domanda di da dove arriva la voce, secondo me, è un qualcosa che distrae ulteriormente. Perché ripeto, io so che la dice lui. Certo. Sì, questa è una simulata che solamente per far capire cosa significa stare attenti a queste condizioni. Cioè, tu riuscivi a ascoltare lui, però dovevi anche colloquiare, avere questa cosa dietro di te. Molto fastidioso, molto impegnativo. Quindi immaginate cosa significa, no? Fatto con persone che non sentono le voci. Cioè, se uno le sente continuamente 12 ore al giorno, sapete cosa significa? Quant'è pesante nel momento in cui ti relazioni con gli altri. Tu lo sapevi, cioè, però... io non poi le voci le sento. Sì, ok. No, scherzo, però No, sì, certo. allora, facciamo un'altra cosa, dai, cambia posto e sei tu. No, tu siediti, sei tu, ti ascolti. Aspetta, cosa devo fare? Tu fai il lavoro. Cosa devo dire? Dire le cose più brutte, sei un coglione, sei uno stronzo, non vale un cazzo. Cioè, la cosa, quella brutta deve essere, perché quella bella lo sappiamo, era facile. Dire tutto quello che ti passa per la testa, nel senso, ma voi state parlando insieme, siete in un bar e state discutendo. E te è la prima volta che le facciamo una cosa ancora più carina, è la prima volta che le senti, e ti capita di sentirle, quindi tu non l'hai mai sentite, e ti capita a un certo punto della tua vita, come stai dicendo i genitori, che mentre sono fuori, seduti sulla panchina o a casa, soprattutto la sera, mentre stanno vedendo un film, cominciano a sentire le voci. Dai, come stai? Senti più libero? Sì, finalmente ho finito questa sessione, sarà un'estate secondo me ripetibile. Puoi posare, puoi prenderti un sacco di tempo per te, fare le cose che ti piacciono. Sì, penso che adesso mi dedicherò alla musica. Penso che uscirò spesso al mare, andrò a surfare. Ma è bello, conosci persone nuove, fai cose che normalmente non riesci sempre di fare. Sì, probabilmente è una cosa che mi sono concesso tutto l'anno, quindi spero di avere la testa più libera. Frutto del tuo lavoro. Sì. Essere in psicologia magari anche più impegnativo, perché si è un po' scissing per parti, no? Metti in discussione te stesso, nelle cose che studi. Sempre, me stesso e gli altri. È pesante, insomma. Però vabbè, adesso puoi concentrarti su qualcosa di più leggero, che è importante anche quello. Sì, spero di riuscirci, perché non è sempre semplice. E tu? Grazie. Anche perché l'ho visto in difficoltà, era molto difficile che continuavi la concentrazione. Cioè, mi sono messo sui panni, sarebbe difficile anche per me avere questa cosa qua. E io dico, è una cosa semplicissima, proprio si fa capire. Anche tu perché usi sempre la parola, perché tu saprai la parola di concentrazione l'hai usata per cercare di aiutare lui, per lì, l'hai usata per usare lui, ma non è così, non è semplice. Cioè, questo ti fa capire quello che devo fare i servizi, per capire come si lavora con le voci, cosa significa le allucinazioni uditive, di come ti invadono la tua vita e di come ti fanno stare male, perché se ti tutte quelle cose non piacevoli ti fanno stare male. E soprattutto anche quando ti capita la prima volta. E poi c'è delle slide che noi dobbiamo vedere in cui c'è un modo in cui di Roma, che ha fatto una serie di lavori, ce l'ho, però mi fa capire.
E quindi quando incontrerete nel vostro lavoro in salute mentale, se lavorerete, una persona che sente l'allucinazione deve fare un lavoro diverso. Perché avete capito cosa significa. E di come a volte non ne vuole parlare, non comunica, non lo dice allo psichiatra, non lo dice ai familiari, perché è una cosa che invade la vita della singola persona. Ok, vabbè, allora, continuiamo. Però, questa è una cosa, tu dicevi, sì, lui l'aveva chiesto, perché sennò stiamo registrando e non si sente. Vieni, tu dicevi, la Usare il voce. microfono? Anche gli altri possono usare il microfono? Perché non si capisce. Ok, Gianni, spostati perché c'è la presa. No, io volevo continuare con un esempio che ci fece Coleman, no? Quando invece non è una sola voce, ma sono più voci contemporaneamente a così, no? A sillarci, no? E poi come venirne fuori, perché a volte l'uditore non ce la fa più a sostenere quello stress, no? Dovuto alla contemporanea invasione della sua mente di più voci che magari dicono cose differenti e quindi il carico emotivo è ancora più evidente, diciamo. E lui propose a quel punto che l'uditore esce fuori da quel setting, si tira fuori e lascia che le voci, in questo caso insomma simulate da più persone che parlano al suo orecchio, restino lì a parlare e lui si tira fuori, perché anche questa è una scelta che può essere fatta all'interno del processo di recovery, no? Che a un certo punto la persona dice: io, ok, voi mi state assillando, voi state bombardando la mia testa, ma io ho una facoltà, una possibilità di scelta di tirarmi fuori e magari seguire quell'unica voce positiva che io ho tra 10 negative, vado a seguire quella positiva e quelle negative le lascio stare lì, che continuino a parlare tra di loro, ma io seguo quell'altra. No, anche questa è un'ipotesi. No, è come dire che io oggettivizzo le voci, sono esterne a me, per cui io so e posso decidere su quelle che ci sono, perché le conosco, ma posso decidere io, quindi le rendo oggettive e non soggettive in me, che mi sovrastano continuamente. Anche questo è un modo di lavorare. Comunque grazie, perché veramente ci avete reso, diciamo, fisicamente Scusate, la scena della insomma, in termini molto reali, insomma, molto vivi. No, questo ci aiuta veramente a colpire. Io aspetto, no, magari se posso interloquire con lui, se lui potrebbe, se vuole, però questo è importante. Le cose, come dire, nei servizi dovrebbero essere le cose più opportune che si potrebbero fare e capire come si lavora. E quindi su questo, anche chi non le sa, si comprende. E quindi ha la capacità di poter dire posso lavorarci, se capisco e ti comprendo cosa significa, visto che l'ho provato con una simulata, ma così però ti comprendo e so quanto è pregnante questa cosa. E poi psicologi avresti un grande compito, non solo gli psichiatri, ma anche gli psicologi. Se Stefano fosse... Sì, Stefano. Voi due che fate là? Noi due? Sì. Noi facciamo curiosi. Voi? Facciamo musica. Beh. E che musica fate? Canzoni. Varie. Rock italiano. Esatto, italiano poi. Sì. Siete qua anche per curiosità? Io sono uno psicologo, lavoro con una cooperativa sociale. Allora dillo che ricerco della musica sento con un collega. Insieme al laboratorio musicale al centro di quartiere. Ok, mi fa piacere. Quindi,
anche con la musica si può fare, si possono fare delle cose anche con la musica. Questa cosa non la considerate come solamente un'opzione, ma si può fare anche delle cose buone anche con la musica rispetto al mondo delle voci. Quindi ci sono alcuni colleghi che lavorano graficamente sulle voci e si può lavorare anche con la musica. Questa è una cosa che potrebbe essere utile. C'è chi lavora anche col verde. Sì, veramente, certo. No. Quindi si possono fare tante cose. L'unica differenza che ci sta nell'affrontare queste problematiche è che dobbiamo avere una visione un po' diversa. Se consideriamo la risoluzione di dire parte di sé, è un lavoro diverso e non un sintomo, una malattia, tutte quelle cose che i monori di psichiatria dicono. Se tu lavori sulla tua storia personale, lavori su tante cose, lavoro sulle emozioni, lavoro sui traumi, lavoro sugli abusi, lavoro sulle molestie, lavoro su tante cose e quindi questo diventa una storia diversa. Per questo dico anche voi futuri colleghi, la storia della persona è importante per riuscire a comprendere l'allucinazione, le uditive, le visive, anche quelle visive, ci sono anche quelle visive, quelle che vedono le cose o si sentono toccare, se è una cosa che spesso succede anche chi sente le voci a sentire il suo corpo che è preso da altre persone, si sentono toccati e quindi anche là ci fa un altro lavoro. Quindi su queste cose c'è possibilità diverse. Che anno siete? Alla magistrale del secondo anno. Magistrale secondo anno? Anche io al secondo. Ma siete futuri colleghi che non vorranno lavorare in salute mentale, come colleghi con le consultori nei set, invece che in salute mentale? Ora come ora mi incuriosirebbe l'ambito della Della scuola. scuola. È un'idea molto abbastanza. No, perché girando, io sono un po' vecchiotto, trovo sempre colleghi psicologi che in salute mentale non ci vogliono andare, che vogliono andare o nei consultori o in altri servizi meno complicati, ma dove la salute mentale diventa un po' difficile, no? Stefano. No, questa era già pensato. Ti va Stefano? Di parlare? Sì. Ok, però sì, vediamo Così. il video per Non vediamo qua il video, ok? No. Sentiamo solo le voci. Yes. Mi dica lei. Non ho capito. Mi dica lei. In questo momento ci sono? Lei sa. Io ci sono, le tue voci ci sono? Forse. Sì, A Roma sono affievolite. Riesce a sentirli bene? Riesce a controllare, vedete già una ottima cosa. Ma riesce a dirmi cosa ti stanno dicendo da che sei in tono basso? Sì. Avvicina. Io ho una voce che mi perseguita da tanto tempo, che si chiama Daisy. Daisy? Busy. Busy. È un po' difficile da spiegare come sia. No, non c'è. È come se vennessi di uscire dalla punta del mio piede. Una linea che rappresenta la Daisy in pratica. E questa voce mi fa stare male, mi fa vedere immagini volanti, cose del genere. È una voce. Mi comincia a estrarre la letta col braccio così si fa distraiarmi e poi arriva Bisi e mi costringe a stare a letto. E questo col passare del tempo poi mi passa, però mi fa soffrire molto, veramente tanto. Non vedo l'ora che chiedo l'aiuto di tutti di aiutarmi in questa esperienza. Per l'aiuto mi farò spendere veramente completamente premente, così mi rompo più le scatole. È una voce femminile o maschile? Non saprei dire se
maschile o femminile. È una voce astratta. Astratta. E questa voce astratta ti dice di stare a letto? Sì. E quando dici stare a letto tu segni questa cosa oppure ti dici di farlo? A volte riesco a reagire, a volte no. Quando reagisci cosa fai? Arriva un momento in cui passa dal tempo e allora se ne va da solo. Quindi se reagisci se ne va. Sì. Però bisogna chiamare le persone, gli operatori, che sono tanti, mi dicono sempre, Stefano, lo sei sempre tu, ci sono anche gli altri che devono stesso. E io questo un po' lo sto riuscendo a capire. Infatti cerco di chiamare per me possibile gli operatori perché non possono dare la gestione degli altri. E questa è l'unica voce oppure ci sono altre voci? Beh, altre voci sì, però non più di tanto. Quindi questa è la più importante? Sì. Quella che ti limita un po' la vita? Sì, sì. Ma allora tu puoi reagire come che hai fatto in queste situazioni? Sì. Potresti continuare a reagire? Però quando mi prende passa un po' di tempo, mi fa sentire molto. E c'è qualcuno che ti potrebbe aiutare in più di questa cosa? Non lo so, c'è Stefano che mi dà tutti i modi, tutte le maniere. Adesso è arrivato, si chiama Mauro, un operatore, e devo fare delle cose con lui, giro. Tu ci hai mai parlato con lui, ti sei mai interloquito con lui o con questa ora stretta? L'hai provato? Con Mauro? A parlare con lui o con lei? Sì. Con lui, Sì, sì. ne ho parlato, sì. E Bisi cosa ti risponde? E Mauro? Mauro, Vieni, Mauro. No, dai, continua che... Roberto riformula la domanda perché forse a Stefano non era chiara la domanda. Tu con Bisi hai parlato con lui? Ci parli con lui? Con lei o questa voce astratta? Sì, un po' ci parlo. E cosa gli dici? Gli dico, sì, sono molto. Dici di lasciarti in pace, dici di non disturbarti, cosa gli dici? Cerca di parlare, sfogarmi. Ti arrabbi? Un po'. Un po'. Strano se non ti arrabbiarsi. Mauro? C'è Mauro? Mauro ti aiuta? Sì, sì. Ne parli con lui? Te ne parlate di questo? Sì, me ne hai parlato, sì. E non va via delle volte, c'è per un po' senso di te, e tu ne soffri abbastanza. Sì. Ma c'è un modo per affinché non ti impone alcune cose che tu che decidi. Chi decidi? Tu come decidi? Cosa devo dire? Cioè, quando devi decidere, e dici che ti impone le cose, oppure tu puoi decidere di fare altro. Questo... Ad esempio, se dici tu devi stare a letto, tu stai a letto, ascolti? Sì. Se non ascolti cosa succede? È possibile non ascoltarla, se non se ne va via nel passare del tempo, non se ne va via. Non se ne va via. Se no non ci deve di tempo. Se no, non va via. Entro un determinato momento. Ho capito, ho detto, entra in un determinato momento. C'è qualcosa che puoi fare di diverso tu? Io non so, mi piace tanto il basket. Gli piace tantissimo il basket a Stefano, per cui delle volte si va a giocare a basket. Però sono fermo già da un po' e non sto giocando bene. Piace provare
ci devo ricevere la voglia di prendere forza così come devo avere un figlio. Ma nella mia vita, ora che siamo un figlio, ti passa a accudire, si accanto a lui e lo segue nella sua crescita. Un bel desiderio, sta guardando i figlioli. Grazie. È possibile, Speriamo. speriamo. Ti ringrazio. Ok. Volevo dire che una volta Stefano, parlando di Bisi, aveva individuato Bisi, ti ricordi? Avevi letto, ti avevo chiesto ma chi è Bisi? E tu una volta avevi individuato una persona della tua vita che avevi pensato che poteva essere Bisi. Ti ricordi? Avevi detto un tuo compagno a scuola, ok? Te lo ripasso. Sì, è vero. Questo compagno chi era? Ti ricordi? La mia compagna delle scuole. Scuole medie, scuole elementari, Elementari e mediati, sì. era applicabile all'interno del tuo, ti è stato male. Si vede anche quei bulletti, si chissà che cose invece non sono niente. Era un periodo in cui ti è fatto stare male questo figlio, questo ragazzo compagno tuo. Prendevo un po' in giro, era sempre, non parlavo con gli altri, era sempre chiuso, veramente volevo qualcuno. E lui per far stare male? Diceva qualcosa che te non piaceva? Era abbastanza fastidioso, ma io ce ne trovavo una pezza sopra. Se fosse qua Bisi, il tuo compagno di classe, cosa gli diresti? Cosa devo dire? Ora tipo di tutto quello che volevi dire, forse perché in quel periodo eri molto arrabbiato quello che ti sarebbe trattato male. Sì. Cosa gli diresti? Non mi dire parolacce. Come? Non mi dire parolacce. Non mi dire parolacce. Perché mi perseguiti, Bisi? Lasciami stare. Questa è la tua richiesta di Bisi. Probabilmente Bisi forse stavolta ti ascolterà. Speriamo di sì. Speriamo di sì. Grazie. Sì, grazie Stefano, veramente molto per questa tua testimonianza. Sì. Un attimo di pausa. Sì, è che non so se non so se ringraziarvi o ammettere che in questo momento per me emotivamente non è facile, quindi però preferisco ringraziarti e ringraziarvi. Allora proviamo a tenere la modalità di Roberto, perché evidentemente le suggestioni che arrivano sono forti, per cui le voci di dentro, l'altro problema è le voci di fuori, quelle che ogni giorno ci immoniscono, no? Ci educano a qualcosa che non funziona, che non va bene. Nel caso specifico vorrei fare un piccolo percorso con voi e con Anna, che è quello sul linguaggio dell'informazione, attraverso un piccolo racconto del maestro Camilleri. Quindi a un certo punto, poco prima di morire, Camilleri diceva: sono cieco da 3 anni, ma faccio sogni a colori. E si ricordava di una frase del suo maestro Leonardo Sciascia, che aveva inserito in un romanzo ambientato negli anni 30, un evento del ventennio fascista. Diceva: con tutto che sogno orbo, la via uniura. Con tutto che non ci vedo, la situazione la vedo molto grigia, la vedo molto scura. Allora Camilleri fa questo ragionamento straordinario: il fascismo è qualsiasi modalità che ci aggredisce ogni giorno, nel linguaggio, nella modalità, nell'atteggiamento. E dice: non c'è bisogno di avere dei giornali, dei libri, peggio delle televisioni, per capire quello che intorno a noi sta succedendo. Se non recuperiamo
no? La sensibilità di capire realmente intorno a cosa ci sta succedendo, non perché ce lo dicono i telegiornali, le televisioni o i giornali. Allora lui dice, ci hanno imposto, lo diceva anni fa, prima che poi dilagasse questa mania dei social, che usa un'altra voce dall'esterno che è invasiva, che è disturbante, no? Quella dei social. E lui diceva, ci hanno imposto una posizione, come allo stadio, fare il tifo. Due fratelli vanno allo stadio e si scannano facendo il tifo per due squadre diverse, ma vengono dalla stessa famiglia. Ci impongono una posizione su quello che noi andiamo ad ascoltare. Ci mandano allo sfascio. E allora fa questo aneddoto. Anni fa avevo un amico che quando ascoltava le previsioni del tempo del colonnello Bernacca, qualcuno della mia età se lo ricorda, diceva, il colonnello Bernacca ha detto, domenica tanto è una bella giornata, quindi uscite senza nessun problema, andate a farvi una passeggiata. Il mio amico rispondeva, ma chissà, io così no, upara acqua, l'ombrello, me lo porto, così mi riparo la testa. E Camilleri diceva, riparatevi sempre la testa e il cuore, no? Da questa ignominia dell'informazione. Allora con voi, continuando con quello che ha fatto Roberto, tieni Gisella, distribuisci, voglio condividere con voi come viene usato oggi il linguaggio, poi faremo un racconto, chiedo a Gianni e aiutami, sì, Donatella, Gianni ti metti vicino a lei, qui farò un piccolo racconto di Camilleri, il grassetto sono 2 momenti, sono 6 momenti, ne fate una a testa, leggendo l'emendamento, tieni Gianni, tieni. Voi mi leggerete a un certo punto quando richiamo il grassetto, sono 6 passaggi, ne fate una a testa. No, dovete sapere lo schema, vi chiamo io quando finisce il mio racconto, lo sentite. Ora, questa che avete fatto girare è la copertina di Sardinia Post, che è un quotidiano online cartaceo, che ahimè io trovo anche sulle navi, sulle catapecchie di mare quando vado da mamma a Salerno con mio figlio. È una di qualche anno fa, poco prima che succedesse il casino. Provate a leggere. Gli ultimi, sono decine le specie a rischio di estinzione nell'isola. L'uomo è l'unico imputato per i cambiamenti degli habitat naturali, ma c'è chi tenta di porre ai ripari. Ora, un titolo così e una foto così, sembra che abbiamo a che fare con una informazione di filantropi. Ok? Allora, com'è possibile che un giornale si occupa così umanamente di questo tema e nelle stesse acque, nelle stesse strade, tutti gli ultimi non vengono visti? Com'è possibile? Mi sono chiesto. E Camilleri mi viene in aiuto, perché qualche anno prima il direttore di questa rivista era Gianmaria Bello, che anche sul tema delle acque degli ultimi dei migranti ha speso una vita. Gianmaria Bello lascia questo giornale e pochi mesi dopo questo giornale viene diretto da Guido Paglia, che fa informazione a modo suo, ma nessuno ha ricordato né ai viaggiatori delle navi tirrenie né a chi legge questa rivista che Guido Paglia è stato tra coloro che in Italia ha portato e fondato un movimento neofascista che si chiamava Avanguardia Nazionale. E quindi è un'informazione all'avanguardia che fanno i giornalisti, che si possono chiamare Guido Paglia o Molinari di Repubblica o qualcun altro che scrive sul Fatto Quotidiano. Non è quella l'importanza, non è l'appartenenza, è il modo di dare informazioni. E allora, grazie, come racconta Camilleri, quando che lo Signore Dio si stufò di uomini che si facevano sempre la guerra e si scannavano in continuazione, ha deciso di scancellarli dalla faccia della terra, facendo venire lo sdiluvio universale. E di questa attenzione ne parlò magari con Noè, che era l'unico uomo onesto e buono che c'era sulla faccia della terra. Ma Noè gli fece notare che insieme all'uomini sarebbero magari morte tutte le bestie che non ci arrivano colpa per lo sdegno del Signore. E allora lo Signore gli disse di fabbricare una barca di legno chiamata arca e di farci trasire dentro una coppia, mascolo e femmina, di tutti gli armadi. Ma così l'arca avrebbe galleggiato e dopo, passato lo sdiluvio, gli armadi avrebbero potuto nuovamente figliare. Noè riuscì a fare studiare il permesso di portarsi nell'arca magari a sua moglie e ai suoi 3 figli. Poi spiò al Signore come avrebbe potuto avvertire tutti gli armadi del mondo. Il Signore disse che ci avrebbe pensato lui.
Zoom, a farla breve, quando tutti l'armadio trasero principiò lo diluvio. Dopo 3 giorni, una notte che tutti dormivano, Noè sentì una vociuzza vicino all'orecchio. Patriarca Noè. Voce. Patriarca Noè, patriarca Noè. Uè! No, alternatevi, tu e Donatella, alternate, passa di qua. Sono marito e moglie, vai. Voce. Siamo due, dai. Siamo due pidocchi, marito e Voce, Donatella, Siamo voce. due pidocchi, marito e moglie. Pidocchi. E che è? No, solo il grassetto, ragazzi, calma, che non correte. Se si corre e le voci arrivano dentro e fuori non si capisce niente. Bisogna rallentare. Pidocchi. E che erano? Mai Noè li aveva sentito nominare. E in dove state che non vi vedo? Sopra la tua testa, in mezzo ai tuoi capelli. Ah, e che ci fate? Patriarca, o Signore Dio, si accordò di avvertirti Macari a noi dello sviluppo. Piano piano. Ma noi l'abbiamo saputo, disfisso, e ci siamo arrampicati sopra di te. E di che campate, pidocchi? Cambiamo della lordia che c'è nella testa dell'uomo. Ah, qua potete morire di fame, mi lavo i capelli ogni giorno. Lentamente, Donatella, lentamente. E no, patriarca, tu ti pigliasti l'impegno di salvare tutti l'armato. Noi abbiamo diritto a nutricarci come le altre bestie. E perciò tu ora, e fino a quando che dura lo studio, non ti lavi più. E lo sapete, gente mia, perché il Signore Dio si era scordato di avvertire i pidocchi? Perché i pidocchi sono come i braccianti stagionali, i diversi, i malati, i migranti, gli extracomunitari, i clandestini, che magari Dio si scorda che esistono. Là in mezzo al mare ci sono camini che fumano. Là in mezzo al mare ci sono camini che fumano. E Camilleri, in Tiresia, l'ultimo suo lavoro, prima di andare in un altro viaggio, ricorda come attraverso una poesia di Archibald MacLeish, questo poeta americano, come la poesia, come un psicoterapeuta, come un attivista, come un giovane che fa etnopsicologia, deve provare a vedere il mondo dal nostro punto di vista, sottosopra. E raccontava di Elpenor, l'amico di viaggio di Ulisse, che contrariamente al mito che ci raccontano, Elpenor gli diceva ogni giorno: devi solo andare avanti, per quello che è, che va oltre noi, andare avanti, in un oceano mai navigato, non ad Itaca, non nei tuoi letti, ma le alghe inaridite sotto le spine e i gabbiani, e un'altra mattina. E allora che buffo ricordarmi all'improvviso che in alcune valli bresciane, dove ho vissuto per 20 anni, o in alcuni colli dell'Emilia Romagna, It H vuol dire siete a casa. Siete a casa. Grazie Stefano. Fatto sempre a casa, parli di comprendere in Sicilia, in dialetto siciliano che sono catanese. È Camilleri che ci fa sentire a casa. Grazie. Grazie. Donatella voleva raccontare una storia. La togliete fuori poi, non mi spiegate. Prima che inizi, volevo sentire se un commento rispetto a quello che abbiamo Roberto, fatto. prendi il microfono. Sì, prendi il microfono, fallo girare anche rispetto a questa circolarità che abbiamo fatto. Ok, volevo sentire se c'erano delle cose che volevate comunicare rispetto a quello che abbiamo fatto. Innanzitutto ti ringrazio Stefano. Quindi abbiamo fatto delle cose. Se c'è qualcuno che voleva commentare, chi c'era? Facciamo girare, vai. Se non c'è nessuno continuiamo, no? Solamente sapere se c'è delle emozioni da condividere rispetto a quello che abbiamo fatto.
anche durante Sì, gli argomenti della mattinata, magari, quello che magari ci ha così in qualche modo colpito durante gli argomenti della mattinata, no? Sono stati abbastanza corposi, diciamo, no? Voce Gianni. Voce. Patrizia, vuoi dire qualcosa? Sto pensando. Stai pensando? Puoi pensare a voce alta. Sto pensando cosa dire, l'ho detto, Ma Vieni, già terrato. Ma dagli anche il microfono, c'è il microfono che può girare e fare il pubblico. Si sente? Sì. Tornando Devi accenderlo. No, è spento. Tira su, ecco, è grande. Ok, Sì. tornando al discorso della terapia, quindi che si parlava stamattina con Gianni Carusi, per quanto riguarda appunto gli psicofarmaci, quindi il DEPO, si diceva appunto, anzi Gianni Carusi diceva che è importante che se la persona che appunto è sotto terapia, quindi sotto DEPO, si rende conto chiaramente che quel tipo di terapia non sta avendo degli effetti, è giusto che le parli col suo psichiatra di riferimento, magari aiutato anche dal familiare. E io, per la mia non personale esperienza, ma comunque che mi deriva dal mio familiare, ho pensato che comunque ci vuole anche una certa dose di consapevolezza della persona stessa per poter mettersi di fronte al suo psichiatra e quindi parlarne. E questa consapevolezza può arrivare solo se si fa un lavoro, appunto, se è un utile di voce sulle voci, con gli strumenti che potrebbero esserci. Ecco, quindi questo volevo dire. E poi chiaramente c'è tutto un lavoro da fare, anche, cioè mi sono resa conto che non solo oggi ovviamente, che ognuno di noi, ogni persona familiare, ha la responsabilità, il dovere, in qualche modo di dover alzare la voce, di doversi far sentire dalle istituzioni, che devono essere quelle che devono mettere in campo le risorse per poter dare l'aiuto, per poter migliorare la qualità di vita delle persone che soffrono la condizione della sofferenza mentale. E basta. questa storia di cui ci volevi parlare. Sì, no, è una storia che io leggo, che si vede così più o meno Sì. Allora, I ragazzi che stamattina non l'ho visto, io sono Donatella Micesi, vengo dalla Toscana, faccio parte di UNASAM e da più di 20 anni mi occupo di persone che hanno le voci. Sono anch'io uno psicologo, io ho un lavoro di servizi, ma lavoro, ho iniziato a lavorare a convenzione con l'ASL di Prato che ha accettato questo progetto. E per venire qui abbiamo portato questo progetto, la storia, e però alcune persone che frequentano questo gruppo, perché è un gruppo che dura da tanti anni, però che poi dopo... Ah sì, hai ragione. È un gruppo che dura da tanti anni, però le persone si avvicendano. Questa è la storia di una persona che ha sofferto molto, è una donna. Il nome chiaramente non è lo stesso e nella sofferenza e nella perdita, ma poi ve la racconterò, sono scomparsi le voci. Ora vi racconto un po' più. Sì? Ti accompagni, ti va? Volentieri, guarda, perché è una storia abbastanza, anzi grazie. L'unica cosa che ti chiedo magari Piano. respira lei, così la storia arriva, grazie. Va bene, grazie. Metto gli occhiali perché se non ci vedo. Vado? Sì. Elisa è una donna del sud. Fin da quando aveva 14 anni era un testimone di Geova. Una religione che le dava molto conforto. Si trasferisce a Firenze dalla Puglia e gestisce una pizzeria insieme al fratello, lasciando però un grande amore nel suo paese di origine, un amore ricambiato.
ma non accettato dalla famiglia d'origine. Elisa è una bella ragazza. In Toscana ha molti ammiratori. Va spesso a ballare e lì incontrerà il suo futuro marito, il quale inizia a fargli una corte serata. Nel frattempo avviene un episodio che le porterà un grosso turbamento e dolore. Suo fratello muore improvvisamente per un infarto. Da quel momento Elisa inizia a stare male. È depressa, è sola. Il suo futuro marito le sta vicino e le chiede anche di sostenerla e le chiede di sposarla. In questo momento di fragilità lei accetta, anche se poco convinta, questa sua proposta, però pensa sempre al passato amore lasciato nel suo paese di origine. Elisa smette di lavorare, si sposa, chiude così la pizzeria e inizia a fare la casalinga. Il marito però le impone di lasciare anche il gruppo dei testimoni di Geova. Ok? Lei si trova totalmente dipendente dal marito, con il quale ha tuttavia un rapporto altalenante. Lui è spesso brusco nei suoi confronti, però certe volte è molto gentile, affettuoso. La notte Elisa inizia a non riposare bene. Inizia a sentire una voce e si rivolge comunque ad uno psichiatra sul consiglio del marito per stare meglio. Dopo un po' di tempo, dopo i farmaci, riposa, è più tranquilla e poco dopo rimane incinta. Con l'aiuto dello psichiatra e con la nascita del figlio, Elisa inizia a stare meglio. Questa nuova situazione le permette di vivere meglio, tuttavia, la relazione con il marito. Il figlio cresce. Durante l'adolescenza vive episodi di bullismo e inizia anche lui ad avere dei problemi. Dopo le scuole medie superiori si scopre che frequenta un gruppo particolare che lo spinge a fare uso di droghe. Elisa sta ancora peggio, le voci la assillano e il marito si occupa del figlio. Le voci di Elisa la offendono, la torturano. Sente cantare canzoni di chiesa, sente la voce del diavolo, di Gesù, e sente la voce dolce del suo grande amore ormai lontano. Tuttavia le medicine non le tolgono le voci, anche se il marito la spinge a frequentare i servizi e a fare uso di farmaci, sempre più pesanti. Viene a conoscenza del gruppo Voci e inizia a frequentare così un luogo dove può parlare delle sue voci senza essere giudicata, senza essere considerata la matta di famiglia. Il marito di Elisa si ammala di un tumore, peggiora. Il figlio non riesce a stare vicino alla madre e al padre. Elisa peggiora. Durante la pandemia Elisa non frequenta più il gruppo, si trascura anche fisicamente e non ha cura neppure del vestirsi come prima. Le voci la tempestano, continua a prendere i farmaci, ma solo tornando al gruppo Voci riesce a fronteggiare la dura malattia del marito e la sua situazione.
Un'unica volta riesce a dire che la voce del diavolo ha la figura del marito, ha il volto del marito. Adesso la voce del diavolo però è cambiata. Le dice che presto la lascerà in pace. Anche il marito è consapevole della sua vita e che sta morendo e le dice anche lui che la lascerà in pace. Elisa, dopo la morte del marito, non ha più le voci, si sente una donna libera e pensa sempre al suo grande amore e rispetta però il marito che l'ha lasciata da sola, senza le voci. Sì. Lei è consapevole di aver letto questa storia. Ve l'ho voluta leggere perché è una storia di una donna che ha sofferto tantissimo. Però in tutta questa sofferenza, come si diceva anche questa mattina, hanno detto anche i colleghi, è riuscita a capire in quale momento della sua vita ha iniziato a stare male. È riuscita anche dopo tanto tempo, malgrado i farmaci, le che prendeva, che le davano, perché lei continuava a stare male e tutto il marito e famiglia gli dicevano di continuare a prendere le medicine. E quando ci disse che insieme alla voce del diavolo vedeva la faccia del marito, lei ha pianto tantissimo quella volta ed è stato molto bello perché tutto il gruppo le è stato vicino. Di solito è un gruppo di 6-7 persone. E purtroppo lei ha lasciato il gruppo quando il marito è peggiorato notevolmente perché malgrado la sua malattia, malgrado le voci, è stata vicinissima al marito. Il figlio era in preda, diciamo, a momenti di panico, per cui faceva sempre più uso di sostanze. E la cosa che aveva colpito anche il servizio, che malgrado le voci, la sua malattia, lei è riuscita a stare accanto al marito fino alla fine. Noi abbiamo saputo poi da lei direttamente che il marito era morto, ci è venuta a trovare perché abbiamo preferito lasciarla in pace in questo momento particolare, ci è venuta a trovare e ci ha detto: non sento più le voci, finalmente il diavolo se n'è andato e mi ha lasciato in pace. È una storia triste, però da questa tristezza, da questo dolore c'è una verifica che ci fa capire che le potenzialità, le risorse di ogni persona si possono attivare per trovare quella strada giusta. Grazie. Come andiamo avanti? Gianni. Vi devo dire che è molto bella questa giornata e anche questo pomeriggio. No, volevo... No, basta, c'è, tira su. No, volevo riprendere un po'... Tira su. No, appunto, già. Adesso sì. Sono impredato io alle voci. No, volevo riprendere la sollecitazione di Patrizia su come un familiare o un operatore può sostenere un processo, diciamo, di ripresa di una persona che ha un problema delle voci. E sostanzialmente è un po' venuto fuori dal racconto di Donatella, cioè la possibilità da parte di un gruppo, degli operatori, dei familiari, di sostenere la persona nei suoi passaggi cruciali, diciamo, della sua vita, e la presenza e l'affiancamento di un familiare e un operatore è decisivo, perché le voci non riguardano solo la nostra vita, le voci riguardano la nostra capacità relazionale, cioè riguardano le fasi cruciali nel rapporto interpersonale, già dalla prima infanzia fino al momento in cui la persona prende consapevolezza che ha il problema. Quindi nessuno di noi si può sentire escluso da quel problema. Quindi come diceva lei, Patrizia, è un impegno, è un dovere anche civico rappresentare e sostenere la persona nel suo percorso di crescita, e prendendosi le
sue responsabilità. Io credo che il familiare, l'operatore deve prendersi le sue responsabilità, sapendo che i passi che farà l'uditore sono dei passi che dipendono anche da lui, dalla capacità di affiancamento, dalla capacità di sostegno che il familiare e l'operatore possono dare alla persona. Credo che questo lavoro comune sia importante anche rispetto al lavoro associativo, no? Quando noi parliamo, come si fa a rappresentare allo psichiatra che non mi riduce i farmaci? Come faccio io a rappresentare che ho bisogno di ridurre i farmaci perché sto male, perché l'altra terapia farmacologica mi fa stare male? Io credo che anche in quel momento di rappresentare un proprio bisogno di questo tipo, l'aiuto del familiare, l'aiuto del gruppo e degli altri operatori possa anche rassicurare lo psichiatra, tra virgolette, in qualche modo, sedare le paure dello psichiatra, perché a volte lo psichiatra usa i farmaci per paura, per un atteggiamento difensivo, come abbiamo detto, no? Quindi un atteggiamento di paura che la persona può scompensarsi senza il farmaco. In realtà abbiamo visto che il farmaco non protegge più di tanto, non protegge dalle voci, anzi le tiene silenti, ma impedisce alla persona di fare quel lavoro di consapevolizzazione che richiede una capacità elaborativa. E se io sto sotto l'effetto di un dosaggio elevato di farmaci, questa capacità elaborativa non ce la perdo automaticamente, non riesco a fare quel lavoro di crescita che invece c'è bisogno di fare. Quando Marius Rom diceva non è il percorso diagnostico che mi passivizza, io devo lavorare, quindi la strada dell'uditore è in salita, non è in discesa. La diagnosi passivizza l'uditore, passivizza i familiari. Sostanzialmente dice, tu hai una malattia cronica che durerà tutta la vita. Quindi loro si mettono l'anima in pace, nessuno è responsabile e tutti vanno avanti in maniera rassegnata. Ma questa è una sconfitta per tutti, per la persona che sente le voci, per il familiare, per l'operatore. Invece la strada che Marius Rom ci ha così insegnato è quella di cominciare a camminare insieme in salita, perché l'uditore di voce, il familiare, l'operatore, camminano insieme sulla montagna e quindi devono affrontare tutte, diciamo così, le asperità che quella montagna ci riserva. In primis come gestire la voce negativa, poi come riattivarsi a livello sociale, poi come rappresentare alle persone con cui vive insieme le proprie aspirazioni, i propri diritti, e come il familiare può in quel caso anche affrontare le sue difficoltà di stare a fianco di, perché indubbiamente è anche quello un lavoro enorme, insomma, no? Tanti familiari vanno in crisi in questo lavoro di affiancamento, cioè non ce la fanno perché è dura, e poi c'è sempre l'ambivalenza, ma mio fratello, mia moglie è veramente malato e io sto sottovalutando la sua malattia, quindi non posso essere completamente sicuro che quella sia la strada giusta, no? E quindi l'ambivalenza, la difficoltà, la crisi, e quindi invece un lavoro comune, anche associativo, può creare quella forza di gruppo che è venuta fuori. Vi ringrazio Donatella per questo. Riusciamo anche
che è una cosa che a me è successo, che non dico la regione, non dico il dipartimento, che ha vietato alla collega di fare un gruppo di doti voci perché si possono scompensare cosa che in tanti anni dei miei gruppi nessuno si è mai scompensato, anzi è stato sicuramente meglio, e quindi questa fantasia che nei servizi psichiatrici è più un problema degli operatori, che fare un gruppo di voci possa far star male le persone, che si possono scompensare, per cui si evita di promuovere questi gruppi sia dentro che fuori servizi. Quindi questa è una cosa veramente su cui le associazioni, noi operatori dovremmo lavorare, perché in effetti non ti scompensa nessuno, ma si fa un percorso di guarigione, si fa un percorso su cui si può lavorare con le voci. Però questo purtroppo è un meccanismo che ancora oggi è presente nei servizi, quindi è un meccanismo difensivo di non promuovere gruppi che invece possono portare a percorsi di recovery, in mezzo termine un po' abusato di guarigione all'interno dei servizi. Ma questa è la scommessa che dobbiamo fare. Cioè non possiamo pensare che non si possa lavorare con le famiglie nei gruppi multifamiliari all'interno del servizio, i genitori e i figli stanno insieme nella multifamiliare, devi lavorare la figlia da una parte, il gruppo dall'altra parte, o fare solamente la terapia familiare e non mettere insieme. Ma questa è un'esperienza della multifamiliare che sta avendo veramente proprio gli adolescenti, sicuramente il loro psichico infantile è innovativa ed è veramente impressionante di come gli adolescenti, soprattutto oggi dopo il Covid, che gli adolescenti presentano un sacco di problemi, riescono a lavorare insieme ai genitori. Quindi quello che diciamo stamattina, Gianni, come se le cose un po' innovative, un po' diverse, diventano, ci sono delle resistenze sul dialogo aperto, che possiamo discutere per quanto vuoi, però sicuramente il dialogo aperto, anche se finlandese è arrivato in Italia, ha la sua capacità, competenze, le sue ricchezze, poi possiamo discuterne su alcune cose, però sicuramente è importante. Anche quello diventa difficile implementare strumenti diversi all'interno della salute mentale. E questo è un problema grosso, che ci troviamo sempre una salute mentale che ripropone organicismo, ripropone farmaci, ripropone ambulatori, ripropone cose che già conosciamo. Ma quando si trova di fronte a cose nuove e diverse diventa estremamente complicato. Questa è la scommessa che dobbiamo fare negli anni, perché sicuramente la situazione non è così semplice, ma la scommessa che dobbiamo fare è affrontare la salute mentale veramente in maniera diversa, che dia risposte un po' diverse, se no diventa difficile, perché io vedo che Stefano sicuramente, io ti auguro che oggi qualcosa, chissà, magari ci sarà. Allora, aspettiamo questa cosa, magari poi è possibile. Mettere un mattone all'interno della salute mentale, un mattone aiuta, mattone più mattone, poi si trova una casa un po' diversa che dia risultati. E il tuo sorriso mi piace. Grazie. Roberto, allora, siccome tu hai citato il dialogo aperto, ma credo che tanti non sappiano che cos'è, ma anche per chiarire ad altri che cos'è la metodologia del dialogo aperto, perché qualcuno pensa che il dialogo aperto sia organizzare un'assemblea, ecco. Allora, siccome è una metodologia di lavoro importante, per la quale l'Italia ha fatto una sperimentazione, e Roberto ha partecipato al gruppo nel 2015 della sperimentazione, quindi la spieghiamo bene questa cosa così. Ok, non è così semplice per chi non c'era, cerco di essere un po' sintetico perché non è troppo lungo. Cioè, nel 2015 il Ministero della Salute promosse un progetto innovativo affinché si potesse implementare in Italia il dialogo aperto, che è un'esperienza nata in Finlandia, a Turku, prima da uno psichiatra finlandese, che fece un progetto che riguardava le psicosi, perché in Finlandia, nel nord Europa, il tasso di schizofrenia è uno dei tassi più alti in Europa. Quindi ci fu questo psichiatra Alanen che pensò di fare un progetto su perché come è possibile che in questa zona il tasso era così alto,
per cui lui lavorò su tutto un lavoro che riguardava che il trattamento adattato al bisogno, tradotto in italiano. Quindi c'è una famiglia che arriva al salute mentale, bisogna vedere quali sono i suoi bisogni, che non necessariamente è solamente farmaco, può essere a casa, può essere il lavoro, può essere la psicoterapia individuale, può essere la terapia familiare. Quindi il bisogno qual è? Siccome i servizi funzionavano là, anche in Italia, che quando arriva una famiglia non cosa che fai, o il ricovero, o fai i farmaci, o fai l'ambulatorio, ma non quali sono i bisogni, quindi è questa la differenza. E lui iniziò questo lavoro per anni a Turku in Finlandia. Poi insieme poi entrò anche Jaakko Sekula, che è lo psicologo che introdusse il termine dialogo aperto, perché all'interno ci fu questa novità che gli interventi avvenivano nei risorti psicologici, è nato sui risorti psicologici. Il servizio funzionava 24 ore su 24, uno telefonava alla famiglia, c'è mio figlio che sta male, e è per quanto nel posto giusto. In Italia cosa si dice? Signora, aspetti, veniamo fra una settimana, veniamo fra una settimana, venga col figlio, oppure se non viene veniamo a Roma fra un mese. In Finlandia il gruppo diceva, a tre volte nel posto giusto, partiva un team fatto di psicologi, infermieri e psichiatri. Arrivavano all'interno di un team e andavano a fare un intervento. L'intervento non era esclusivamente farmacologico, no, però anche farmaci, però a base di dosaggi, e facevano un intervento intensivo, cioè facevano i domiciliari oggi, dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, perché ritenevano che l'esordio non sempre necessariamente va a chiudersi in un percorso di cronificazione, magari un momento in cui, loro dicono, diciamo, i colleghi, un momento in cui la sofferenza viene discussa, viene aperta, per cui intervengo ora perché è più importante. E quindi si è verificato che negli anni questo intervento di dialogo aperto, che a differenza, perché ha una matrice di terapia familiare, però ha cambiato alcune cose, noi diciamo terapia familiare, no? Per cui quando si incontrava la famiglia c'era lo specchio direzionale, poi si è fatta formazione, la famiglia stava dietro lo specchio, poi usciva il terapeuta, andava di là, oppure c'erano da noi in terapia familiare c'era l'ipotesi, prima che tu entrassi in terapia, quando c'era la famiglia che telefonava, avevi fatto l'ipotesi sulle dinamiche familiari, per cui ha costruito un'ipotesi e quando la famiglia ci lavorava. Nel dialogo aperto questo non c'è, cioè non devi sapere, non fai ipotesi prima dell'incontro, perché è pregiudizievole quando fai l'intervento. Quando finisci non discuti dell'intervento, perché tutto in maniera democratica va fatto di fronte alla famiglia e di fronte alla persona. Qualunque scelta tu faccia, lo fai con la famiglia e con la persona. La persona può anche chiedere che nell'incontro possa partecipare una persona che lui vuole che sia dentro alla terapia. Quindi può essere anche il suo psicologo, lo psichiatra, il vicino di casa, l'amico, invita chiunque lui ritiene che è importante nell'incontro che si fa. Sono chiaro? Ci sono poi 7 punti fondamentali dopo che hanno fatto questa ricerca, che hanno negli anni scientificamente con pubblicazioni che poi qualcuno le ha criticate a secolo o meno, hanno abbassato il tasso delle schizofrenia e delle psicosi molto in basso. C'è anche una ricerca scientifica che dimostra che questo intervento aveva dei risultati per quanto riguarda gli esodi psicotici. E quindi poi sono 7 punti cardinali che poi hanno elaborato, che sono la continuità terapeutica, chi prende in carico la famiglia lo segue dall'inizio fino alla fine. Poi si discute del qui ed ora, cioè non si discute del passato. C'è la tolleranza all'incertezza, cioè noi che dobbiamo subito decidere cosa bisogna fare appena incontriamo la famiglia, si discute insieme e c'è un'incertezza sicuramente, quindi si fanno incontri domiciliari. Ci sono 7 punti su cui magari facciamo un seminario, però è importante questa cosa. E nel 2015 il Ministero fece questo progetto e parteciparono 8 dipartimenti italiani, solamente 8, quindi 80 operatori. C'era 2 di Roma, Trieste, Modena, Savona, Torino, Catania. Perché era il nord, il centro e il sud, quindi 8 dipartimenti con 80 operatori, divisi in 2 sedi, 40 Torino, Savona e 40 Roma, quindi sono divisi 40 e 40. Quindi a Roma c'erano noi modenesi e il nostro gruppo. Esperienza unica, perché io ho fatto, non sono voi finlandesi, con 2 psicologi e uno psichiatra, e che abbiamo lavorato molto su di noi operatori,
che sulla famiglia, sulle cose, quello che noi dovevamo veramente azzerare la nostra formazione. Eravamo psicologi, psichiatri di formazione diverse, sono psicanalisti, c'erano gestaltisti, c'erano sistemici, cioè dovevamo azzerare tutto quello che avevamo imparato, che dovevamo ricominciare da capo. E questo deve fare una cosa arricchente, perché ti pone in una posizione diversa e veramente capivi come anche i finlandesi nelle famiglie più difficili riuscivano a trovare la possibilità di poterle cambiare, quelle piccole cose di fatti positivi che ci sono anche nelle famiglie più distruttive, anche nelle famiglie più fuori, c'era sempre la possibilità di poterci lavorare. Questa cosa, il dialogo aperto, ora ha avuto un'implementazione in alcuni servizi, in quegli 8 dipartimenti, ancora continuiamo, non in tutti, qualcuno ancora è uscito fuori che l'ha fatto più di Roma, solamente uno. In Catania, Verona, Modena, Savona, Torino continuano. Ora ci sono altri 2 colleghi, 3 colleghi che hanno fatto un'altra formazione post, quella che abbiamo fatto noi, Marcello Magari e Tibaldi, che stanno facendo un corso più lungo, dove partecipano anche gli utenti all'interno di questa formazione. Quindi il dialogo aperto è qualcosa. Qualcuno diciamo, ma noi queste cose le abbiamo fatte, no? Con alcuni servizi che dicono, queste non sono cose nuove. Non è così, perché il fatto solo che noi discutiamo, che l'altra novità che devo resettare, è quello che a un certo punto dell'incontro con la famiglia, noi operatori facciamo i rifletti in team, cioè noi riflettiamo le nostre emozioni di fronte alla famiglia. Se prima si gioca dietro lo specchio, ora si fa in maniera democratica di fronte alla famiglia. Cioè noi diciamo quello che noi pensiamo, di quello che noi abbiamo sentito di fronte alla famiglia. E la famiglia può rispondere a quello che noi abbiamo vissuto. Ed è una cosa a tutt'oggi, quando lo facciamo, le famiglie sono contentissime. Perché questa disponibilità, questa democraticità, dove tutto viene discusso insieme a loro, per loro è una cosa nuova. E quindi sono abituati ad andare ai servizi, a parlare con lo psichiatra, a parlare con lo psicologo, a parlare con l'assistente sociale e basta. Cioè, questa modalità in cui si sta tutti insieme e tutti insieme decidiamo, cioè non si esce dalla stanza se non siamo tutti d'accordo, in maniera chiara. Quindi io ultimamente ho fatto 2 dialoghi aperti nel neurologia infantile e dopo un anno di lavoro con una famiglia, dove c'era questo adolescente che non veniva, quindi 6 mesi, dopo 6 mesi è arrivato, attualmente ha fatto un percorso, era felicissima famiglia, veniva anche la nonna, veniva anche la zia, abbiamo fatto anche una multifamiliare dove è venuto papà, mamma che erano separati, il nonno e 3 amici. Quindi vedete come questa rete amplifica le possibilità terapeutiche, direbbe qualcuno, ma le amplifica la possibilità di poter modificare sotto l'aspetto emozionale quelle che sono le caratteristiche della famiglia. Quindi il dialogo aperto, la multifamiliare, il lavoro con le voci, che sono le cose che nei servizi, se fossero implementate, darebbero una svolta in senso di cambiamento rispetto a quelli che sono i rapporti tra genitori e figli, tra operatori. E da lì finisco l'ultima cosa. Non ci può essere un dipartimento, questa è una cosa folle, che non possa che non lavori con le famiglie. Cioè, questa è una cosa in cui non si può discutere. Cioè, non ci può essere un dipartimento che dica io parlo con te, ma non parlo né con la mamma né con papà. Cioè, non esiste. Cioè, è illogico. Anche sotto l'aspetto terapeutico, anche sotto l'aspetto scientifico, anche sotto l'aspetto terapeutico. Non puoi non lavorare. Anche con la mamma, con il papà più disturbato o col figlio più disturbato. Ci devi lavorare. Perché è l'unico modo affinché i risultati si hanno se lavori insieme. Quindi su queste cose, il dialogo aperto, la multifamiliare e le voci, noi diciamo anche con le voci, bisogna lavorare anche con i familiari, diventano gli strumenti che possono portare realmente a un cambiamento delle relazioni in senso positivo. E quindi su questa cosa, poi dovremmo fare un seminario specifico sul dialogo aperto o sui gruppi multifamiliari, perché veramente i risultati ci sono, io lo vedo e nessuna responsabilità l'ho fatto e lo faccio ancora tuttora, mi chiamano, io sono volontario, prima sono in pensione, la neuropsichiatria infantile mi chiama per il dialogo aperto, mi chiama per questa mattina, ci viene a trovare un dialogo aperto per una ragazza di 16 anni che già ha vissuto psicotico, per cui ci aiuti ad affrontare col dialogo aperto questa famiglia. E così, e lavoriamo in maniera diversa, sicuramente in maniera diversa. E su questa cosa
realmente bisogna investire sia le associazioni che devono promuovere e premere affinché queste diversità, queste modalità vengono implementate, vengono anche discusse, vengono anche formate, perché gli operatori queste cose, e chiudo, che poi parlo troppo, se tu, psicologo, perdi la curiosità di capire, di ascoltare cose, vai in burnout. Se il tuo lavoro è quello di fare il lavoro psicologico nella stanza, col disturbo anzi, con il tuo sacco di panico che c'è davanti, se finisce tutto là, non lo so, a lungo andare forse. Io mi sarei andato in burnout, non mi sarei annoiato e quindi non avrei più lavoro. Ma la curiosità, la voglia di conoscere e quindi di vedere anche cose diverse, spogliarlo, non soltanto per psichiatrico, del cappotto formativo che voi sicuramente avrete. Perché poi dovrà della formazione artistica, sistemica, psicoanalitica, scegliete quello che volete, nessuno qui, però se vi vedete questo cappotto e ve lo puntate in tutti i posti, in tutte le sedi, questo cappotto non vi aiuterà. Ogni tanto ve lo togliete e cercate di capire, c'è anche tanto altra roba. Io sono sistemico familiare, perché scelgo le voci? Perché mi è piaciuto, sono andato dentro e poi ho capito che con le famiglie si possono stare anche con le famiglie. Che c'è era normale, però questa cosa mi fa capire che se portate un rapporto formativo lungo e pesante non ti aiuta, perché quando fate la formazione ogni tanto togliete questo rapporto. Grazie. Grazie Roberto, era importante comunque che parlassimo anche di questo perché insomma ci sono un po' di confusioni, diciamo, all'interno dei servizi sul dialogo aperto Anche sulla multifamiliare. E anche sulla multifamiliare, perché qualcuno la interpreta come riunione tra un gruppo di famiglie, ma non è certamente così. Ci sono domande? Ci avviamo alla conclusione? Ci sono altre cose, Sandro? Che dici? Cioè, ci siamo detti un sacco di cose oggi, quindi insomma, è una giornata molto ricca. Vabbè, tante cose che vengono alla mente, ma insomma non è il caso. Un'unica cosa mi fa piacere condividere. Una è che fare salute mentale è una questione che ha molto a che fare con la democrazia. Cioè, tutto quello che abbiamo sentito presuppone che il tecnico, chi svolge un ruolo istituzionale e professionale, ottiene più risultati se mette a disposizione questa sua conoscenza, questo suo ruolo di potere, se lo mette a disposizione per far crescere gli altri. Quindi è sempre una questione di impostare le relazioni perché tutti possiamo crescere insieme. E quindi, come dicevamo questa mattina, purtroppo i livelli di democrazia non sono proprio in aumento in questo periodo e quindi anche i servizi in qualche modo sono lo specchio di questa situazione. Però ringrazio tutti per questa giornata perché è difficile essere in minoranza, però questi momenti ci aiutano ad andare avanti perché per quanto non riconosciuti, almeno io resto sicuro che questa è la via più efficace e giusta per fare salute mentale. Grazie Sandro, quindi ci salutiamo con un momento piacevole con Anna Gerardo e poi insomma alle prossime iniziative. Grazie a tutti. Prego. Peppino Impastato a suo modo è la voce, no? La voce usava la sua voce, il suo pensiero non solo contro la mafia, ma contro la cultura, contro l'arroganza. Riusciva a disintegrare, a ridicolizzare il potere, l'arroganza del mafioso con la sua
ironia. E per questo Peppino ha pagato con la vita, perché il pensiero e lo spessore di lamenti così fa paura. Allora quest'ultimo percorso è dedicato ai tanti Peppini passati che ci sono, di cui nessuno parla. Beviamoci un caffè, mio dolce amico, diamoci del tempo per pensare. Ne abbiamo viste tanto io e te, ma abbiamo ancora voglia di guardare. Nessuno mai ci vide negli ingorghi di strade trafficate. Facciamo lungo vicoli e sentieri, le rotte delle nostre traversate. No, curiosi e poco compiacenti, e mai ci rassegniamo alla tristezza. Che ridere non è mostrare i denti, ma accorgersi che esiste la bellezza, la bellezza. E allora, invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, illazioni e fesserie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura, l'omertà, all'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative. Ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima e di ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui mai più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Tra le crepe, la bellezza. Siamo fuggiti e ancora fuggiremo. Che libertà contempla diserzione, perché per far dell'obbedienza un credo ci manca sufficiente vocazione. Diamoci un caffè dolce compare, il nostro è un viaggio semplice e leggero, altrettanto facile inciampare. Succede a chi cammina e guarda il cielo, a chi cammina e guarda il cielo. Noi siamo due lucertole in cammino, di mani che ci afferrano in ritardo. Siamo due lucertole in attesa, sapremo quindi eludere la presa, lasciandogli la coda per ricordo.
Grazie Piero, grazie Claudio, grazie Precisi, Gisella, grazie. Roberto, Gianni, Donatella, Stefano e non ricordo tutti i vostri nomi. C'è anche Luisello ancora, dormivi, lo so, dormivi, ti voglio bene. C'è anche tu oggi. La spesa supermercato.